Il collasso è sempre alle porte, noi siamo tutti molto preoccupati, quelli che lavoriamo qui, perché veramente non sappiamo fino a che punto potremo continuare a rendere il servizio che stiamo rendendo. È preoccupante la situazione in cui versa la giustizia minorile in Veneto, che non riesce più a far fronte al continuo aumento dei procedimenti a causa di una carenza di organico ormai cronica, che vede il Palazzo della Giustizia minorile di Venezia come il più dissestato d'Italia. Insomma, il fanalino di coda di una classifica che vede ai primi posti Campobasso, Taranto e Reggio Calabria. L'allarme è lanciato dal presidente del Tribunale, che ha scritto una lettera al CSM per chiedere più giudici onorari. La giustizia minorile dovrebbe essere adeguata ai tempi e non mantenuta con degli organici che risalgono agli anni 60, quando la realtà veneta era completamente diversa da quella odierna, come se fosse stato un altro paese. Una situazione denunciata fin dal 2006. Il rapporto tra popolazione e giudici in Veneto è di 1 a 685.000 contro una media nazionale di 1 a 285.000. Rispetto ai valori medi nazionali, a Venezia mancano all'appello 10 magistrati, 34 giudici onorari e 42 dipendenti amministrativi. In pratica appena 7 giudici per quasi 5 milioni di abitanti ed una domanda di giustizia in continua crescita. In certi settori si va oltre il 30%, quindi in un breve periodo, quindi la tendenza è veramente, direi, esplosiva. La risposta dovrà essere dunque quanto mai rapida. Se non ci sono degli interventi consistenti e rapidi, noi non siamo in grado di garantire un futuro alla giustizia minorile nel Veneto.